Buona domenica, siamo alla trasmissione speciale TG del 13 TV di domenica 14 settembre. È successo di tutto in questa settimana, condividiamo solo lo schermo per verificare come la Polonia sia sotto tiro e ci siano dei rottami di droni russi che hanno colpito in pratica il territorio della Polonia e ci siano stati degli aerei che si sono levati della NATO, levati in volo. Ma rinviamo queste riflessioni alla seconda parte della trasmissione e invece annunciamo quello che vedrete adesso, cioè un convegno che in questa fase decisiva cercherà con la guida del professor Sandro Fabbro, presidente dell'associazione Terza Ricostruzione del Friuli, cercherà di individuare, anche con il sottoscritto come relatore, insieme ad altri relatori, la possibilità per il Friuli di salvarsi in questa fase decisiva. A voi la visione per circa mezz'oretta dei punti salienti di questo convegno che si è tenuto a Meduno e che avrà in apertura il sindaco di Meduno e alla fine il sindaco di Aquileia con un loro intervento. Buongiorno a tutti, è un piacere veramente essere qua oggi, vedere delle persone che fanno parte di un'associazione che al di là dei partiti si occupa di territorio. Il nostro territorio ha tantissimi problemi, in particolare la montagna, per cui io credo che un sano dibattito non possa che portare giovamento alla situazione in cui ci troviamo. Avere dei personaggi come quelli di oggi che ci parlano del nostro territorio, che cercano di trovare delle soluzioni al declino, parlava di declino, in effetti c'è un declino, soprattutto demografico e soprattutto abbandono della montagna, contro cui noi dobbiamo reagire. E io spero veramente che insieme, perché solo facendo squadra, io credo, riusciamo a trovare delle soluzioni, a proporre delle soluzioni e a metterle in atto insieme. Per cui ben venga questa riunione di questa associazione che veramente... Buongiorno a tutti, è un piacere veramente essere qua oggi, vedere delle persone che fanno parte di un'associazione che al di là dei partiti si occupa di territorio. Il nostro territorio ha tantissimi problemi, in particolare la montagna, per cui io credo che un sano dibattito non possa che portare giovamento alla situazione in cui ci troviamo. Avere dei personaggi come quelli di oggi che ci parlano del nostro territorio, che cercano di trovare delle soluzioni al declino, parlava di declino, in effetti c'è un declino, soprattutto demografico e soprattutto abbandono della montagna, contro cui noi dobbiamo reagire. E io spero veramente che insieme, perché solo facendo squadra, io credo, riusciamo a trovare delle soluzioni, a proporre delle soluzioni e a metterle in atto insieme. Per cui ben venga questa riunione di questa associazione, che è veramente importante, secondo quanto vedo io, e io auguro veramente un buon lavoro e che possiamo ottenere dei risultati veramente importanti per tutti noi. Il nostro compito oggi, ecco, il nostro tema oggi è quello di parlare di valori profondamente umani, come quelli delle radici, in una prospettiva pluralista e non gerarchica, cioè non c'è un valore che domina gli altri, come fattore di forza e non di debolezza di una politica che guardi e che punti a salvare il Friuli. Friuli in una dimensione anche più ampia, perché Aquileia non ha solo uno sguardo circoscritto, diciamo, quello che noi oggi chiamiamo ambito friulano o comunque ambito del Friuli storico, ha uno sguardo anche più ampio. Ecco, questo è il senso di tornare ad Aquileia, il senso politico del tornare ai valori di Aquileia. Quindi lo scopo del seminario, e lo diranno meglio altri dopo di me, è quello appunto di fondare su Aquileia la matrice storica, non solo di fondare una matrice storica identitaria che è già riconosciuta, ma anche fondare su questi valori una possibile azione politica.
quindi riconosce dei valori politico-morali, insomma, culturali, eccetera, che possano fondare un'azione politica. E certo, tutto questo perché lo si fa? Lo si fa perché riteniamo che il Friuli oggi abbia bisogno di questo, sia una situazione di profondo declino, dicevo politico e demografico prima di tutto. Alcuni di noi lo dicono da diverso tempo, ma oggi ne abbiamo per così dire le prove scientifiche. La regione, almeno dal 2008, invecchia e perde abitanti più della media italiana, che è già una media bassa, diciamo, nel contesto europeo. Quindi la regione Friuli Venezia Giulia dal punto di vista demografico si colloca all'ultimo posto assieme alla Liguria in Italia e tra i peggiori in Europa. Abbiamo cercato di dare una risposta a questo problema, cercando un po' le radici, diciamo, del problema, nell'articolo che è anche allegato ai materiali del seminario abbiamo sostenuto che forse, è giusto essere sempre un po' dubbiosi, che forse la colpa principale è da attribuire a un meccanismo perverso di matrice politico-istituzionale, e cioè questa figura del governatore nata nel 2004 con legge regionale, che ha istituito una figura che assume, incorpora, assorbe, diciamo, tutto quanto è tutto il potere anche politico che dovrebbe spettare anche a organismi intermedi, anche a organismi di base, diciamo, comuni stessi, e assorbendo tutto questo potere in qualche misura sottrae capacità al territorio, sottrae e genera quelle due forme perverse che abbiamo definito, questi due sorte di aspetti perversi, diciamo, che sono l'assuefazione, e cioè l'accettazione passiva dello status quo. Ma sì, insomma, intanto stiamo vedendo, intanto è lui, è là, è quello che fa, è lui che fa. Quindi l'assuefazione e la disaffezione, ovvero il ritiro dalla partecipazione attiva. Ecco, questi sono in qualche modo quelli che ci sembrano come dire, gli effetti negativi, perversi di questa figura del governatore. È chiaro che questa è una semplificazione. Noi non siamo un centro studi sociologico, facciamo una semplificazione perché abbiamo anche bisogno di chiarire e di semplificare il quadro. Come sempre le colpe, le cause non sono identificabili in un unico soggetto, in un unico evento, in un'unica dimensione. Sono probabilmente più complesse e sono interative, nel senso che poi si genera anche un'interazione tra, diciamo, dimensione politica, dimensione sociale, culturale, eccetera, per cui poi si genera un meccanismo, diciamo, coevolutivo, ecco, no? Per cui le cose si generano a seguito di una sorta di coevoluzione tra i diversi fattori in gioco. Però da qualche parte bisogna iniziare, ecco, nel ragionamento, nella riflessione, e questo ci sembra un punto importante di considerare. Quindi l'effetto anche demografico che noi oggi leggiamo molto negativamente, non solo negli aspetti, se vogliamo, tipici della riduzione della fertilità o dell'invecchiamento, ma anche nel fattore della fuga dei giovani, ecco, verso le metropoli, verso Milano, verso le metropoli europee. Noi possiamo leggere questo fenomeno in termini di crisi di fiducia e di speranza in una regione, nella regione, nel territorio regionale, in quanto statico, incapsulato in tematiche stantie, poco incline a parlare delle grandi sfide, da quella climatica a quella del cambiamento del lavoro in relazione alla intelligenza artificiale. Quindi i giovani, come dire,
la disaffezione dei giovani è quasi, direi, naturale, non vedono prospettive, ma non è che non vedono prospettive perché il lavoro non c'è, non è un fatto materiale, ecco, non c'è una ragione materialistica che spiega, è una ragione post-materialistica legata a come si elaborano, come i giovani possono elaborare le loro prospettive anche di protagonismo in una società. Quindi da questo circuito perverso, diciamo, di declino, si esce, ammesso che si possa uscirne, se c'è una spinta morale e visionaria della classe dirigente friulana, e ammesso che ci sia una classe dirigente friulana. Ecco, questi sono il punto di caduta di tutto il discorso. Quello che noi possiamo fare è quello di tentare di arrivare a un, chiamiamolo un manifesto, ecco, di Aquileia per una nuova regione dove si puntualizzano, dove si focalizzano questi punti critici e dove ci sia un richiamo, una ultima chiamata in qualche modo alla classe dirigente friulana, se c'è, perché risvegli insomma la sua coscienza e le sue capacità. Ecco, oggi non scriviamo e non scriveremo il manifesto di Aquileia sicuramente, però oggi sarebbe già un bel risultato se riuscissimo a individuare i 2 o 3 punti fondamentali di questo manifesto di Aquileia. Ecco. Io quindi con questo ho voluto dare un quadro introduttivo. Ora direi che è il momento di cominciare a entrare nel merito delle questioni. Allora abbiamo 3 relatori. Viceversa io parlerò di strumenti politici, perché l'Aquileia cristiana antica per me, più che serbatoio di valori morali, è una miniera di strumenti per un'azione politica hic et nunc. Secondariamente, il tema dell'Aquileia cristiana antica per me non si risolve nel patrimonio morale che pure Aquileia conserva e che però non si può imporre, non si può chiedere a tutti di riconoscersi in quel modello morale. D'altra parte è innegabile che il cristianesimo aquileiese delle origini abbia costituito l'identità del Friuli. E così noi non siamo obbligati a condividere quei valori, ma siamo chiamati a essere consapevoli di quell'identità. Sono 2 cose molto diverse, a mio giudizio. E in terzo luogo, i valori, sì, certo, possono avere un esito addirittura reazionario, se vogliamo usare questa espressione, ma solo se intesi dogmaticamente, cioè appunto come dati stabiliti ai quali ci si deve uniformare. Piaccia o non piaccia, questo succedeva nell'Aquileia antica, questo deve capitare oggi. Ma se li si intende appunto come strumenti, diventano modelli d'azione, non vincoli. E secondo me questo è rilevante dell'Aquileia cristiana antica. E qui mi corre l'obbligo, prima di iniziare, di precisare 2 cose. La prima, secondo me, è estremamente grave. Gran parte del Friuli di oggi, dell'anno del Signore 2025, è pressoché ignaro di che cosa sia il cristianesimo aquileiese delle origini. E questa è una notizia, drammatica, ma è una notizia. Perché non è che tutto questo sia una scoperta di ieri. Io sono allievo di Remo Cacitti, è l'unico requisito a cui tengo nei settori scientifici. Per la carriera che farò io potete attribuirmi qualunque cosa. Ma la cosa che rivendico è essere allievo di Remo Cacitti, che da almeno 50 anni percorre il Friuli parlando del cristianesimo aquileiese delle origini. Quindi il bilancio di quello che io vi vengo dicendo non è del mio impegno, ma è di 50 anni. Secondo, il cristianesimo aquileiese delle origini non è il patriarcato di Aquileia, perché di questo si parla quando si parla di Aquileia.
ma sono due cose, due realtà molto diverse. L'una è il patriarcato, figlio, erede di quel cristianesimo aquileiese delle origini, che però è molto di più, molto meglio del solo patriarcato. Di più e meglio non dico rispetto ai contenuti, pure condivido quest'idea. Parlo dal punto di vista strumentale dell'investimento politico. Secondo, il cristianesimo aquileiese delle origini presenta caratteri di originalità nel mondo antico, di antichità, ma soprattutto costituì già nel mondo antico una tradizione, la cui congruità, la cui forza ha dato vita al patriarcato. Quindi non stiamo parlando di un personaggio, di un momento, di una cosa, i mosaici di Aquilei. Stiamo parlando di un patrimonio che già nel mondo antico si riconosceva autonomo e che nel mondo antico ha dato vita a una tradizione dalla quale è germinato poi il patriarcato e tutto quello che ne è venuto di sé. È un dato di fatto che lì nasce la possibilità del Friuli. Ecco, stanti queste premesse, nello schema che vi ho inviato ho così distinto tra paradigmi, modelli e risorse, perché il cristianesimo aquileiese delle origini determina dei paradigmi, nel senso che aveva un'identità propria. Banalmente è il primo cristianesimo del mondo antico che rivendica la sua autonomia, la sua identità, e lo rivendica esplicitamente, apertis verbis. Ruffino dice: questa è la nostra tradizione, questi siamo noi e siamo così in ragione dei nostri abiti. Il che, se togliamo il contenuto religioso, il valore morale di ciò attorno a cui Ruffino scriveva, ci restituisce però uno strumento politico, il concetto di identità, di antichità. E parliamo di un cristianesimo del primo secolo, storicamente riconducibile al primo secolo, ha una linea missionaria parallela a quella di Paolo. Tanto sappiamo che abbiamo un'altra cosa: io sono Friuli Venezia Giulia, ma le identità collettive che ci sono, per esempio, possono essere un po' sfruttando la direzione anche del ruolo che hanno avuto i catalani in tutto questo mondo, cioè quello della lingua propria, ovviamente la lingua friulana, slovena e l'aspetto germanofono, che sono riconosciuti nell'articolo 6 della Costituzione e poi nella legge del 1999 come legge statale e come diciamo lingue tutelate, lingue autoctone. Attenzione anche questo, identità collettive autoctone. L'autoctonia non si sa quando si può far rinascere, cioè far nascere, no? Non è che c'è scritto 2000, 1500, 700 anni, però c'è, non va come dire dimenticata, perché se no, per esempio, come giurista abbiamo il tema delle minoranze linguistiche, ma alla luce anche delle tematiche del mio maestro De Vergottini, non a caso esule istriano, l'autoctonia delle minoranze, in quel caso minoranza italiana in Slovenia e Croazia, l'autoctonia è importante. Perché? Perché persino i catalani, io lo vedrete domenica trasmessa sul canale 13, dove ho questa trasmissione che mi è stata assegnata incredibilmente da Gigi Di Meo, che è un giornalista, così sul Furio, e insomma mi ha dato questa cosa qua da fare. E vedrete l'intervista alla vedova di Aurelia Argemì. Allora, Aurelia Argemì, questo è il suo libro di memorie dove c'è la sua vita, lo dovremmo tradurre in italiano prima e poi in friulano, scritto in catalano, ma Aurelio Argemì è stato quello che mi ha insegnato scientificamente il concetto di identità collettiva oggi. Tant'è vero che lui ha scritto, per esempio, la Carta dei diritti linguistici, che è diventata materiale delle Nazioni Unite attraverso la Generalitat de Catalunya, e adesso
in Catalogna con la professoressa Vicenta Tasa dell'Università di Valencia, con la quale collaboro, ma con la Generalitat non di Valencia, dove c'è il PP Vox, ma con la Generalitat di Catalogna, si porta avanti il progetto di aggiornamento di questa carta dei diritti linguistici a livello digitale per tutta l'Europa e il mondo, sfruttando il pensiero di questo monaco di Montserrat, Aurélien Argemie, che poi ha lasciato la veste, però è diventato il papa delle minoranze linguistiche e nazionali, e ha fondato in Italia, a Milano, in esilio con l'abate Scarret di Montserrat, quello che rappresenta Montserrat per la Catalogna, dove anche gli atei, e qui la versione, noi abbiamo la versione di Aquileia pronta, qui anche gli atei, la borghesia atea di Barcellona regala quadri di Picasso al museo di Montserrat dei Benedettini, che hanno un museo con anche un Caravaggio, 3 Picasso e così via. Questo è l'identità collettiva, vedete, che può avere come fondamento anche un ambito religioso, perché no, ma che trascende, cioè Montserrat per i catalani è un'altra cosa, oltre la Morenita, oltre la Madonna di Montserrat, compie 1000 anni, e però, come sentirete nell'intervista, anche lì ci sono delle crepe, perché l'abate di Montserrat ha ricevuto il re, ci sono state proteste dei catalanisti, perché ve lo spiegherà Anne de Genève, la moglie di Aurélien Argemie, in questa intervista. E allora ecco, esiste un'identità collettiva friulana. C'è qualche domanda che ha fatto anche il collega, è da chiederselo se non siamo troppo tardi. E quali sono gli strumenti però allora giuridici per riattivarla? Strumenti per mantenere questa identità collettiva? Beh, gli istituti sono sicuramente il tema dell'autodeterminazione, ma su questo versante qui teniamolo presente, noi non siamo come i catalani, noi abbiamo gli alpini per esempio, no? Quindi non è che possiamo aspirare all'autonomia, la specialità regionale che abbiamo e a migliorarla, ma non è che al momento, almeno al momento, poi si vedrà, io ovviamente vado ogni 15 giorni, sono a Barcellona, quindi, o a Valencia, quindi mi piacerebbe, ma insomma vabbè. Però ecco, al momento, quindi autodeterminazione, poi autonomia con la specialità regionale che abbiamo, implementata, quindi competenze attuali che sono un po' di più di quelle del 117 riconosciute a tutte le regioni, anche se c'è stato ovviamente un avvicinamento su cose importanti, agricoltura, industria. Stessi ammettete, ecco qui, vedete come quando l'autonomia non la si usa la si perde anche, attenzione. E quindi ecco, le competenze attuali implementate. E poi anche altri esperimenti che io sono qui sull'autonomia devo sicuramente citare Marzio Strassoldo, ecco, che mi ha rafforzato sulle cose che già facevo con Aurélien Argemie, in particolare per il friulano, e quindi la collaborazione istituzionale tra le province. Attenzione, noi abbiamo riflettuto molto sul tema delle province, lo stiamo facendo molto bene, in maniera articolata. Adesso è emerso un po' anche dalle ultime cose che ha scritto il nostro Presidente, cioè il tema dell'aspetto della elettività. Il fatto, allora, indipendentemente, io non entro nella polemica della dimensione territoriale e del modello anche dove Baldo da anni si cimenta. Però l'aspetto elettivo, su quello un pochino da giurista costituzionalista ci tengo molto. E vi dico solo un esempio. Gli sloveni, la minoranza slovena. La minoranza slovena era nel governo della Serracchiani,
ma ha votato contro l'eliminazione delle province, era ostile a questa cosa qua. Perché? Perché la minoranza slovena riteneva che attraverso le province, per esempio nella provincia di Trieste, c'erano un po' di consiglieri provinciali, forse anche qualche assessore, e quindi c'erano degli enti esponenziali dell'identità collettiva, eletti. Signori, questa è la democrazia, non eliminare i posti, le sedie dei parlamentari, i nostri rappresentanti, per risparmiare qualche soldo, per invidia delle poltrone. Magari ci fossero ancora i parlamentari che quando io ero giovane gli telefonavo e mi ricevevano nella sede del partito e avevano l'orario di ricevimento nella sede del partito e portavano in qualche modo, come va anche la democrazia rappresentativa. Io sono molto favorevole alla democrazia diretta, agli istituti referendari, a queste cose qua, però mi rendo conto che cioè, la democrazia rappresentativa è importante, ecco, insomma, però gli istituti di democrazia diretta mi affascinano, proprio perché c'è, pur nel pericolo attuale che c'è della struttura partito, che è il vero nemico, al di là del richiamo all'istituto del governatore, il vero nemico è la struttura partito attuale. La struttura partito attuale, lo spiegano Marc Lazar e Ilvo Diamanti nel libro Popolocrazia, un libricino così, è affetta oggi dal leaderismo, colpa anche della mancanza di partecipazione. Allora, Draghi al meeting ha iniziato dicendo che 450 milioni di consumatori non sono un soggetto geopolitico, ma ha finito dicendo che per rimediare a queste cose, ai problemi che evidenziano, ci vuole partecipazione, sembrava cantautore noto. Ecco, ma è assolutamente controcorrente quello di cui stiamo parlando, non c'è nessuna tendenza di quelle che vediamo nella tecnologia, negli armamenti, nella guerra, nella concentrazione di potere, nella liquidità della politica, non c'è niente che vada nel senso che auspichiamo. Quindi o dichiariamo che qui ci fermiamo e ognuno prende la sua strada, o costituiamo una società segreta, non lo so, in attesa che qualcosa, qualche segno, qualche appiglio si determini. Nel frattempo qualche risorsa, diciamo, sta venendo fuori. L'identità collettiva è un problema, va rafforzato, perché se rimane solo sul piano puramente culturale o di auspicio, diventa oggetto di ludibrio, anche no? Nel caso del famoso funzionario che dice prima, se non diventa un qualcosa di istituzionale non diventa realtà. La cosa istituzionale interessante che dice Guglielmo è questa: se si va verso una ricostruzione di queste neoprovince, insomma comunque essa sia, si individui una struttura, un soggetto istituzionale in legge che faccia da coordinamento forte delle, chiamiamole, aree vaste o province friulane. Però stiamo attenti che non sia solo quell'assemblea possibile, insomma, volontaristica, ecco, che era stata pensata a suo tempo anche da persone con cui ho lavorato intensamente, come Baraccetti, come Pascolato, come Strassoldo, eccetera, che però è diventata un qualcosa di volontaristico che non ha funzionato. Euroregione senza confini è un altro dei richiami fondamentali. Dove è finita Euroregione senza confini? Non se ne parla più. Di cosa si occupa? Cioè, è qualcosa da riprendere in mano, perché è inutile che parliamo del contesto vasto, diciamo l'area vasta di Aquileia, e ci dimentichiamo che uno strumento c'era ed era Euroregione senza confini. Bene, su queste cose che sono, come dire, che mettono a fuoco i punti della contemporaneità, ecco, e di un possibile manifesto di Aquileia, di un possibile progetto politico, ecco,
in qualche modo questo percorso che era iniziato tanti anni fa ormai è raggiunto. Se uno vuole può fare anche l'intervento in lingua friulana e potrebbe avere la traduzione, ma la cosa non è strutturalmente un elemento su cui è costituita la regione, e chi ritiene che sia questo l'unico elemento rimasto della tradizione della specialità della regione si rende conto anche che questo forse va un momentino approfondito. Allora io faccio un ragionamento in qualche modo di storia dell'ultimo ventennio, insomma. Negli anni dal 10 al 18 questa regione è vissuta in una fase di anoressia finanziaria, no? Non c'erano più soldi e quindi ci si arrabattava nel dire, insomma, in qualche modo nel fare alcune cose col bilancio regionale. Poi oggi ci troviamo in una fase di bulimia, no? Cioè soldi ce n'è a bizzeffe e si impiegano dappertutto, meno che per fare le cose che chiedeva con Pelizzari, insomma, che è una cosa strana, perché riuscire a discutere di contributi non dati non si danno ai nemici politici, ed è giusto, insomma, è una tradizione politica, ma anche a chi in qualche modo fa delle proposte che non hanno un'appartenenza politica, no, perché non fa parte del ciclo degli amici, insomma. Però ecco, il tema non queste sono le battute che mi divertono, però si sono persi sostanzialmente anni di discussione per capire se c'è una visione di quello che è il futuro di questa regione e se ha senso, no, trovare anche i paradigmi giusti. Quello che noi stiamo parlando oggi, è un'offerta speciale che stiamo dando al mondo politico, perché guardate che volendo avete anche sta roba qua che vale. E sappiate che può essere uno strumento fondamentale per mantenere in piedi anche le baracche che avete fatto e così via, e oltre che a dare una prospettiva di costruzione di un quadro di riferimento di ben ampia portata. Ma su questo si tace, insomma, ognuno si accontenta di quello che sta avvenendo e così, insomma, ci sono le distribuzioni, i comuni non riescono a spendere i soldi che hanno, poi tra l'altro per motivi burocratici. Allora, la domanda che mi pongo, ma ci si accorge che stiamo vivendo in una fase storica nuova, proprio anche da un punto di vista geopolitico, no? Il mondo si muove, qualcuno tenta di costruire il nuovo ordine, qualcun altro dice, no, cosa volete questo ordine, insomma, continueremo a vivere sul dollaro. L'Europa non ha più quello spirito di penetrazione anche nella cultura delle persone. Ogni persona pensa è colpa dell'Europa, qualsiasi cosa, probabilmente è vero, ma non c'è più questa identificazione di qualcosa che ci ha permesso di superare la storia, no? A Gorizia l'Europa ha significato il taglio del confine della Transalpina, insomma, no? Ben precisamente, fisicamente visto. Però oggi come oggi non è che questo sia andato al di là di elementi, appunto, io cito spesso, insomma, i concerti o queste cose qua. Quello che poteva essere un processo di costruzione, di comune interpretazione delle necessità territoriali, di comune interpretazione delle dinamiche globali, anche di quelle militari, oltre che quelle dei vigili del fuoco quando ci sono gli incendi sul Carso. Cioè, c'è un percorso che va al di là della collaborazione tra stati e della buona armonia tra le popolazioni, no? Perché chiaramente non siamo più ai miei tempi, che non sono quelli di Ruffino, ma poco dopo, insomma, in cui ci si combatteva sul confine, e adesso no, insomma, da un bel po' di anni, no? Io dico addirittura dal 56, è cambiato completamente il riferimento, perlomeno in alcune parti dei territori confinati. Ma allora, quindi, costruire in qualche modo, capire questa regione quali elementi di relazione ha, e se ha una centralità. Diciamo, oggi in geografia ogni posto del mondo è centro, no? Per se stesso riesce a interpretare quello che è intorno sulla base delle sue caratteristiche, della sua cultura e così via.
Nel caso di questa regione c'è una centralità storica, no? che è quella sviluppata, diciamo, particolarmente, no? dalle origini del cristianesimo di Aquileia, tanto per fare un riferimento. Io per la verità in genere chiedevo spesso a Walter Tomada di scrivere qualcosa che noi dal tempo dei Castiglieri avevamo già un sistema politico organizzato sul territorio, ma pare che non ci siano documenti e quindi lui si rifiuta di scrivere queste cose. Però i documenti sul cristianesimo di Aquileia ce l'abbiamo, insomma. Allora, questa centralità di relazioni è multipla. Ecco, tutta una serie di limiti e provare a capire se riusciamo con una proposta politica forte a invertire alcuni processi. Sono totalmente e appassionatamente d'accordo con lei che ci vuole un'area vasta della montagna con poteri speciali. Con poteri speciali, perché questi poteri speciali non sono fatti solo per, come dire, garantire la rappresentatività di quei 50, 60, 70 mila abitanti che oggi possono essere rimasti in montagna, ma per garantire un bacino, uno scrigno di risorse fondamentali, risorse ecosistemiche della regione. C'è poco da fare, cioè noi viviamo beviamo quell'acqua, bagniamo i campi con quell'acqua che viene da lì e vuole dire, produciamo energia idroelettrica, ci sono i boschi che catturano l'anidride carbonica e che ci consentono di abbassare in parte, ecco, anche le emissioni climalteranti che ci perseguitano, cioè, e così via. Insomma, la montagna interessa a tutti perché è luogo di vita che garantisce la vita a tutta una comunità territoriale, non solo agli abitanti della montagna, ma anche agli abitanti di una pianura più vasta. Quindi in questo senso ci vuole una istituzione della montagna con poteri speciali per garantire, in un contesto climaticamente problematico, eccetera, eccetera, per garantire la sopravvivenza di un'intera comunità. Costituzionalmente questa cosa avrà un senso. C'è l'articolo 44, che stanno facendo adesso la legge sulla montagna, disegno di legge, ma senza zero soldi, quindi. E poi c'è anche nello statuto la competenza primaria nell'economia montana, quindi lì non bisogna fare riforme, c'è già la possibilità di fare, però manca completamente la volontà politica, nessuno se ne occupa. Se ne occupa, c'è una novità. Infatti chiedo anche ai sindaci, quelli che hanno a che fare con la montagna, di presentarlo, e cioè un volume sulla montagna, Antonio Nitrotti, sentieri giuridici per le zone montane, 700 pagine sulla montagna, tutte le possibilità sull'Europa, tutti gli aspetti istituzionali affrontati, e ne dobbiamo discutere qui in Friuli. Bene, ringrazio allora il nostro carissimo amico sodale Don Alessio Geretti, sperando che possa continuare a rimanere qui presente con noi almeno finché non avrà i suoi impegni in parrocchia. E si vede centrali, e non sto parlando di Aquileia confini diciamo amministrativi. Aquileia ha trasferito quel genius loci, l'ha trasferito a Trieste nel porto, a Monfalcone nel porto, la sua qualità nella capacità della nostra gente di creare, costruire, ed è un genius loci, quello non si perde, perché se si riesce a rispolverare c'è ancora. E allora qual è il messaggio per quelli più giovani che magari effettivamente vanno a vivere nel quartiere di Milano? È dire, guardate che qua le cose si sono fatte e si possono fare ancora. E deve essere un messaggio di speranza, non deve essere arricchito per forza da una fotografia negativa e grigia
di quello che vediamo attorno a noi, ovvero di paesi spopolati e di una montagna che si sta spopolando. Ci sono, è stato fatto l'esempio della Catalogna, voglio dire, ci sono delle buone pratiche, che sono buone pratiche politiche, che devono avere però alla base l'essere decisivi politicamente, quindi sono d'accordo con il professor Polizzari, benissimo il blocco sociale, la gente deve essere consapevoli, ma ci vogliono persone anche che siano decisioniste e dire, perché sono scelte anche che possono essere apparentemente impopolari. Guardate, che fare una proposta sulla provincia di cambiare è qualcosa che è scomodo per un politico, perché alla fine, sì, lascia che facciano gli altri, che è meglio. Cioè bisogna avere un po' di coraggio, insomma, no? Allora, se questa terra fosse un po' più autocosciente, un po' più coraggiosa, secondo me le cose sarebbero anche un po' diverse. E quindi se in quel documento bisogna mettere anche un po' di iniezione di coraggio e di autocoscienza, quindi la scuola non deve essere per forza l'Accademia di Aquileia o l'Università di Aquileia, ne abbiamo di ottime, però dobbiamo andare a cercare dentro le persone che trasferiscano questo tipo di messaggio. Il progetto che il professor Pellizzari ha proposto alla Regione e che ancora penso al vaglio, ma spero che veramente si realizzi, molto lungamente a quanto pare, ma vedi, è un problema di decisioni, dai, diciamo la verità, cosa vuoi che sia con i bilanci che abbiamo visto, comunque va bene. Su Aquileia siamo ignoranti, l'Accademia ci servirebbe però. Esatto, per quello. Boh, comunque, chiudendo e non entrando per forza nella polemica che sappiamo già. Lo spirito di Aquileia, e non pensiate che io lo dica perché per me è facile perché sono il sindaco, è uno spirito di tutti ed è uno spirito che vale ancora oggi ed è una cosa di cui dobbiamo essere convinti e vale per la montagna, vale per il Goriziano, vale anche per Trieste, perché Trieste non avrebbe un porto così importante se non avesse il genius loci di Aquileia.